Ben ritrovati in diretta qui su Radio.0, ritorniamo a parlare di eventi, ci spostiamo a Pordenone per Pordenone Legge, la festa del libro e della libertà. Arrivata alla 24esima edizione, riparte con un'anteprima nel cuore dell'Europa ed è attesa poi dal prossimo 13 e fino al 17 settembre a Pordenone e in altri centri del Friuli Venezia Giulia. Parliamo di numeri: 570 protagonisti, 334 eventi, 65 anteprime italiane e internazionali per 5 memorabili giornate, inoltre 40 location. Per il secondo anno Pordenone Legge apre i battenti, dicevamo, a Praga con un evento concepito sull'uscio della storia, domani mercoledì 6 settembre alle ore 19 nel centralissimo spazio Opero della capitale ceca. Inaugurazione poi mercoledì 13 settembre a Pordenone con lo scrittore ucraino Andrei Kurkov, grande voce letteraria del suo paese, per l'anteprima del nuovo romanzo Api Grigie. Ma andiamo a parlare anche dei protagonisti e di tutte le novità di questa 24esima edizione, insieme al presidente di Pordenone Legge Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, insieme al sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, insieme all'assessore regionale alla cultura Mario Anzilli in questo servizio. Pordenone Legge rappresenta la manifestazione più importante non solo di Pordenone ma dell'intero territorio. Un grande festival di libri e di autori, la possibilità di ascoltare le conferenze più disparate, ma anche un'opportunità incredibile per approfondire i temi. Viviamo un'epoca molto complessa dal punto di vista economico, dal punto di vista delle relazioni internazionali, dal punto di vista della guerra, dal punto di vista anche dell'economia. Bene, poter leggere, poter studiare significa poter affrontare anche in maniera più completa, più consapevole questi fenomeni. Quindi un gran divertimento, ma dall'altro lato anche la possibilità di rafforzare le proprie conoscenze. Pordenone Legge è festa del libro con gli autori e della libertà. Della libertà perché abbiamo deciso che una rassegna come questa non può che vivere sull'uso della storia. E la storia è piena anche di drammi, quelli che stiamo vivendo con l'invasione dell'Ucraina è uno di questi. Partiamo con un'anteprima da Praga proprio perché ricorda un altro evento tragico di questa Europa, l'invasione della Cecoslovacchia da parte dell'Armata Rossa Sovietica. Come oggi la storia si ripete con gli stessi drammi, però la Praga dice che la libertà alla fine trionfa e trionfa grazie alla cultura, agli intellettuali. Havel, che era un drammaturgo, diventa protagonista con Carta 77, diventa Presidente della Repubblica e fa un governo fatto di uomini di cultura che avrà successo perché avrà successo in economia, nella creazione dei diritti, delle libertà. Finalmente oggi Praga è una delle città importanti della coscienza europea. La Regione Friuli Venezia Giulia esprime sicuramente il suo plauso per questa rassegna Pordenone Legge nell'edizione del 2023, perché in un quarto di secolo di storia ha saputo portare Pordenone al centro dell'Italia da un punto di vista culturale e per una pratica di cui si era persa l'abitudine, che è quella forse difficile ma affascinante della lettura, e lo fa anche invitando le nuove generazioni in un'epoca in cui i nuovi mezzi disponibili, le nuove tecnologie allontanano il giovane dalla lettura tradizionale. Per farlo giustamente trova elementi di fascino nuovi e quindi per queste ragioni, per la sua valenza internazionale, per il suo elevato profilo e per la capacità di coinvolgere i giovani, la Regione Friuli Venezia Giulia testimonia il plauso in questa edizione 2023 che sta per iniziare di Pordenone Legge. Pordenone Legge 2023 quindi racconta il nostro tempo, come avete potuto capire, mentre la storia si compie, e accoglie autori e autrici simbolo di resilienza. Appuntamento quindi dal prossimo 13 settembre. Vi ricordo che tutto il programma è disponibile sul sito pordenonelegge.it e partecipare a Pordenone Legge vede tutti gli eventi del festival a titolo gratuito, quindi andate a scoprire tutte le informazioni e continuate a seguire il programma e tutte le iniziative di questa nuova edizione.